Meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, vogliamo ringraziarti per l'onore e il privilegio che tu ci doni ancora in questa sera, oh Padre, di poter innalzare il tuo nome, di poter glorificare te, unico e solo Dio. E ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati, purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, libertà, guarigione, salvezza, oh Padre, ovunque il tuo nome è innalzato, ovunque la tua parola è predicata. E ancora in questo momento vogliamo darti tutto alla lode e alla gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo i Dio di gloria. Amen. Alleluia. Grande
sia la gloria e l'onore solo a te. Tutti insieme, dillo. Grande, forte è il Signore. 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 Grande, vestito di maestà. Degno è il nostro Re di ricevere tutta l'adorazione. Vestito di maestà, coronato con potere, sia la gloria e l'onore solo a te. Sia la gloria e l'onore solo a te. Sia la gloria e l'onore solo a te. Alleluia. Sia la lode, l'onore e la gloria solo a te. Nel Salmo 81 è scritto: cantate con giubilo a Dio, nostra forza. Mandate grida di gioia al Dio di Giacobbe. Innalzate un canto e fate risuonare il tamburello, l'arpa melodiosa con la lira. Suonate la tromba alla nuova luna, alla luna piena nel giorno della nostra festa, poiché questo è uno statuto per Israele, una legge del Dio di Giacobbe. È una legge del Dio di Giacobbe. Cosa? Giubilare alla presenza di Dio, innalzare lodi al nostro meraviglioso Signore. Noi lo vogliamo fare in questo momento. Lodiamo il Signore insieme. Diamogli la lode e la gloria perché il suo egli appartiene. Alleluia. Meraviglioso tu sei, Signore. Ti lodiamo, ti innalziamo, ti glorifichiamo, Padre. Alleluia. Sei meraviglioso, Signore. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà? Perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà? Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. C'è chi folle per gli altri, per me è libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è
dentro al mio cuore gioia c'è, dentro al mio cuore alleluia. Gioia c'è, dentro al mio cuore gioia c'è, dentro al mio cuore gioia c'è, dentro al mio cuore alleluia. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia. Alleluia. Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia. Alleluia. Alleluia, Gesù è la mia gioia. Tu sei la nostra gioia, Signore. E noi siamo qui ancora per ringraziarti, Signore, per la gioia che tu ci doni ogni giorno della nostra vita. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto che c'è un tempo per ogni cosa, e questo è il tempo dell'adorazione. Questo è il tempo di spandere i nostri cuori alla sua presenza, cercare la sua faccia, cercare il suo tocco ancora in questa sera. Come è scritto nella sua parola, cercate prima il regno e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi sarà date in sopraggiunta. Fratello mio, sorella mia, questa sera con un solo cuore, una sola mente, cerchiamo la presenza di Dio, cerchiamo il regno, cerchiamo la sua giustizia, e Lui ci darà ciò che è buono per la nostra vita. Adoriamo il Signore insieme, apriamo i nostri cuori alla sua presenza. Alleluia. Spirito Santo, scendi con potenza ancora in questo momento. Tocca i nostri cuori, Signore. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Dai gloria a Gesù, alleluia. Davanti al suo trono mi umilierò, il mio capo si abbasserà davanti alla sua gloria, la sua sempre di più, innalzerò e su di me poi scenderà lo Spirito suo Santo, la mia voce non si stancherà mai di dire che Lui è
colui che mi ha fatto, colui che mi modella, giorno dopo giorno, lode all'Eterno mio Re, davanti al suo trono mi umilierò, giorno dopo giorno. Il mio capo si abbasserà davanti alla sua gloria, la sua veste risplenderà, la sua mano mi toccherà. Io canterò sempre di più, innalzerò e su di me poi scenderà lo Spirito suo santo, la mia voce non si stancherà mai di dire che lui è il Re, di dire che lui è il Re, di dire che lui è il Re. Il mio capo si abbasserà Davanti alla sua gloria, la sua veste risplenderà, la sua mano mi toccherà. Io canterò sempre di più, innalzerò e su di me poi scenderà lo Spirito suo santo, la mia voce non si stancherà mai di dire che lui è il Re. La mia voce non si stancherà mai di dire che lui è il Re. Sì, Signore. Noi non ci stancheremo mai, Signore, di proclamare, di dichiarare che Tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. Al contrario, nella Tua presenza, Signore, noi prendiamo forza, gioiamo nella Tua presenza. Nella parola è scritto: ed ecco un lebbroso venne e l'adorò, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Fratello mio, sorella mia, non so quale sia la tua problematica, ma prima di fare la tua richiesta al Signore, adoralo. Prima di chiedere a Dio di cosa hai bisogno, adoralo, come fece questo uomo, questo lebbroso.
Prima di chiedergli di essere guarito, gli chiese, lo adorò. Questa sera, prima di fare la tua richiesta a Dio, adoralo. Semplicemente adoralo. Il Signore cerca adoratori. Il Signore gradisce l'adorazione. Un'adorazione sincera che esce dal cuore. Un solo cuore, uniti nella sua presenza. Ricerchiamo la sua faccia, adoriamolo, 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 adoriamolo. Egli è il nostro Padre, Egli sa di cosa abbiamo bisogno, sicuramente lo sa, ma questo è il momento dell'adorazione. Apri il tuo cuore e adora il Signore. Alleluia. Vogliamo esprimere l'adorazione a te attraverso il nostro cuore, un cuore sincero, un cuore arreso. Ti adoriamo, Signore. Alleluia.
desidero onorarti, desidero piacere a te, desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te, 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 Gesù. Alleluia. Sì, Signore, noi vogliamo piacere a te. Nel Salmo 95 è scritto proprio: venite e adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Venite, inchiniamoci, inginocchiamoci, adoriamo. Il Signore proprio cerca l'adorazione. Cerca l'adorazione, fratello mio, sorella mia, adoralo sempre, 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 con un cuore sincero, con un cuore arreso. Ovunque tu ti trovi, in qualsiasi situazione e circostanza tu ti possa trovare, adoralo, 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 perché il Signore manifesta la sua gloria nell'adorazione. Il Signore muove il suo braccio nell'adorazione, egli spezza i legami, rompe le catene, salva, libera e guarisce nell'adorazione. Quando tu l'adori, la presenza di Dio scende. Quando tu l'adori, la sua presenza scende in mezzo al suo popolo e i miracoli avvengono. I miracoli avvengono, alleluia. E noi ti ringraziamo ancora in questa sera, Signore, perché per noi è un miracolo stare ancora qui nella tua presenza, Signore, perché è solo per grazia, Signore, non è per meriti, oh Padre, ma è per quel sacrificio fatto alla croce che tu ci dai l'opportunità ancora in questa sera di poterti adorare, ringraziare, glorificare. E noi siamo qui, Signore, sapendo per certo e sicuro, Padre, che il tuo orecchio è attento, Signore. Vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti ancora per Sestilia e la sua casa. Signore, stendi la tua mano, Signore. Tu conosci ogni cosa, oh Padre, tu sei l'unico che può ancora in questo tempo, Signore, sanare quella ferita, Signore. Sollevare, Signore, oh Padre, quei cuori. Stendi la tua mano, Signore, secondo la tua grazia e la tua misericordia. Ancora Laura, Naomi, Giulia, per guarigione completa, Signore, ti preghiamo ancora in questo momento. Stendi la tua mano e opera, Signore. Ancora il pastore e Margherita davanti al tuo trono, Signore. Stendi la tua mano, donagli intendimento, discernimento, saggezza, sapienza, rivelazione, affinché possano guidare questo gregge che tu gli hai affidato, Signore. Proteggi le loro vite, Signore. Ancora Iana, che chiede preghiera e guarigione allo stomaco. Padre, in questo momento stendi la tua mano affinché, Signore, oh Padre, ci sia guarigione su questa sorella nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per Gianni, Donato, Aldo e tutti i giovani. Signore, stendi la tua mano, possa tu toccare i cuori di questi giovani affinché vengano a conoscenza della verità. E ancora Enza chiede preghiera per lei e per la sua casa. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, opera in questa famiglia, Signore. Ancora vogliamo pregarti per Salvatore, per salvezza, Aldo per Arrisa, e ancora, Padre, per la Chiesa sparsa sui 4 canti della terra, Signore, che ci sia protezione, che ci sia unità tra le chiese, affinché attraverso l'unità della tua Chiesa si possa vedere ancora una volta il tuo braccio all'opera. Ancora vogliamo pregarti per Davide, per questa influenza, Signore, che questa influenza lasci la presa nel nome di Gesù Cristo. E ancora vogliamo pregarti, Signore, per gli ammalati del tuo popolo, stendi la tua mano,
affinché ci sia guarigione. Ancora Camillo davanti a te, Vittorio, Lello, Andrea, Patrizia, Michele e quanti ancora, Signore, stanno, Signore, rivolti a te con un cuore arreso. Ti preghiamo, Signore, stendi la tua mano e opera meraviglie nelle loro vite. E ancora, Padre, le carceri, gli orfanotrofi, le case famiglie, gli ospedali, gli ospizi, quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, afflizione. Ti preghiamo, Signore Dio, stendi la tua mano e manda, Signore, i tuoi servi affinché attraverso di loro la tua parola possa toccare i loro cuori. E ancora in questa sera ti preghiamo, Signore, per le nostre vite. Parla ai nostri cuori attraverso, Signore, il cuore e le labbra del tuo servo. Che questo messaggio che è sceso dal cielo possa raggiungere i nostri cuori. Mettiamo il prosieguo di questa riunione, oh Padre, nel palmo della tua mano santa. E a te, Signore, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia. Se vogliamo, questo è il momento delle testimonianze. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, possiamo prepararci per l'offerta e prendiamo anche l'offerta. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù per il tuo amore immenso. Ok, vogliamo prepararci per l'offerta, vogliamo anche pregare per l'offerta. Amen. Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza e vogliamo darti questa offerta che diamo con tutto il nostro cuore. Grazie per come ci dai l'opportunità di dare, Signore, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Benedici il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura ancora di chi è in questo momento. E a te, oh Padre, diamo tutta la gloria in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alzerò i miei occhi verso i monti, Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, di oggi e per sempre. Amen. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. farò così Come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Amen. Alleluia. Amen. Vogliamo passare alla parola di Dio? Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Amen. Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Pace a tutti voi che siete qui presenti e pace anche a quanti sono collegati con noi da casa. In verità ero molto combattuto tra quello che vi dirò tra poco e un altro passaggio della parola di Dio. Poi il Signore ha voluto che rimanesse questo messaggio che adesso mediteremo insieme. Però la prossima volta sicuramente vi parlerò di un altro passaggio, di un altro concetto che troviamo sempre nella parola. In
questa sera vogliamo aprire le nostre Bibbie nel Vangelo di Marco, al capitolo 14, leggeremo dal versetto 32 fino al 42. Tutti conosciamo questo passaggio particolare della parola di Dio, ma che noi troviamo sempre qualcosa di nuovo e qualcosa che il Signore attraverso questa parola vuole insegnare alle nostre vite. In questa sera vuole insegnarci qualcosa di particolare proprio attraverso questo passaggio di questa parola. Marco 14, dal versetto 32 fino al 42. Se abbiamo preso, vogliamo anche pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera noi ti siamo grati con tutto il cuore per come ci fai grazia, Signore, di essere qui nella tua casa, di poter meditare, Signore, e ricevere dalla tua parola in questa sera, Signore. Grazie, Signore, per come l'hai donata al mio cuore. Io voglio condividerla con i miei fratelli e le mie sorelle, quanti ci ascoltano da casa, Signore, per ricevere da essa forza, guida, consolazione e autorità. Io voglio ringraziarti, Signore, ancora personalmente per questa grazia che tu fai alla mia vita di poter meditare, Signore, questa parola. Grazie, Signore, per ogni cosa in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Leggiamo insieme questa parola e dice così dal versetto 32: poi essi arrivarono a un luogo chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Quindi prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere preso da timore e angoscia e disse loro: l'anima mia è grandemente rattristata fino alla morte, rimanete qui e vegliate. E andato un poco più avanti si gettò a terra e pregava che se fosse possibile si allontanasse da lui quell'ora e disse: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio ma ciò che tu vuoi. Quindi tornato indietro trovò i discepoli che dormivano e disse a Pietro: Simone, dormi? Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto ma la carne è debole. Se ne andò di nuovo e pregò dicendo le medesime parole. Il ritornato trovò i discepoli nuovamente addormentati perché i loro occhi erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Infine ritornò per la terza volta e disse loro: dormite pure ora e riposatevi, basta, l'ora è giunta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Io in questa sera, prima di meditare questa parola più in profondità, vorrei fare un parallelo tra noi come genitori e i nostri figli, o viceversa, un rapporto tra genitore e figli, quindi anche dire mamma e figlio, non dico solo papà. E quello che mi veniva nel cuore era questo pensiero un po' particolare. Che cosa è disposto a fare un genitore verso un figlio? Io penso che la maggior parte di noi siamo tutti genitori e penso che uno darebbe veramente il cuore verso un figlio o una figlia, cioè farebbe di tutto e di più, perché sono i nostri figli. E quindi penso che lo facciamo umanamente parlando, cercando di provvedere in tutto ciò che è possibile, ci facciamo sicuramente in quattro per loro. Però ad un certo punto, fratelli cari, questo è il padre verso un figlio, quindi il padre verso un figlio farebbe di tutto e di più. Parliamo del figlio. Io sono figlio, so che mio padre, faccio un esempio, è un uomo ricco, è un uomo potente, è un uomo che può tutto. Quindi io come figlio, fratelli cari, mi sento privilegiato, mi sento che ogni cosa che io chiedo a papà è potente da potermelo dare, perché lui ha i soldi, c'ha potere, c'ha tutto. E quindi nulla può impedire qualsiasi difficoltà io possa vivere nella mia vita, papà è pronto a stendere la mano e a provvedere a qualsiasi bisogno io abbia nella mia vita. E quindi io come figlio mi sento
privilegiato, mi sento rafforzato, mi sento di non avere problemi e difficoltà, perché anche se nascono, ci sono, papà provvederà. Il problema è, fratelli cari, che effettivamente questo figlio, sapendo che papà può tutto, vive una vita serena, agiata sicuramente, e vive con questo pensiero. Ma ad un certo punto, fratelli cari, nella vita di questo figlio ci sono delle difficoltà, ci sono delle prove, ci sono delle tempeste. E quindi cosa fa questo figlio? Si rivolge al papà e chiede di intervenire nella vita di questo figlio perché sta vivendo una difficoltà. Le difficoltà, fratelli cari, possono essere svariate, diversificate. Ognuno può vivere un problema, forse di malattia, forse economico, forse di ansia, forse di depressione, non lo so. Però nella nostra vita noi affrontiamo tutte queste difficoltà. E quindi io come figlio, se attraverso anche le difficoltà, mi rivolgo a papà e papà può tutto. Il problema nel mio cuore, fratelli cari, comincia a nascere se io comincio ad avere una difficoltà nella mia vita e mi rivolgo a papà, vedo che papà, quel papà che io pensavo che poteva fare tutto nella mia vita, non lo fa. Comincio a chiedere a papà qualsiasi cosa, io ho un problema che sto attraversando, però vedo che papà non lo fa. E io nel mio cuore comincia a nascere qualche dubbio, qualche perplessità, perché dico, però io so che papà può tutto, può fare tutto, ma come mai papà in questo momento io sto chiedendo un aiuto, un soccorso, papà non lo fa, non si muove. Fratelli cari, è un po' quello che noi abbiamo letto nella parola di Dio in questa sera, un padre che può ogni cosa, quindi riferendoci a Dio, noi come figli, papà è l'onnipotente. E Dio è l'onnipotente, onnisciente, onnipresente, dice la parola di Dio, delle virtù che solo Dio ha. E quindi io so che come figlio papà per me può fare tutto. Io non ho problemi perché so che papà è onnipresente, onnisciente, onnipotente e quindi non ha limiti in nessun'area della mia vita. Però, fratelli cari, vedete questa storia di questa sera che noi stiamo leggendo, una storia drammatica, perché qui ci troviamo tra Gesù e il papà. Sappiamo che Gesù sta attraversando un momento difficile, l'abbiamo letto, ci sono altri testi che racconteranno che in questo giardino, qui Marco è un po' più sintetico su certi aspetti, ma qualche altro evangelista sarà più profondo in certe cose, dove dirà che talmente che il Signore era sofferente ed afflitto che le sue lacrime, il suo sudore era come sangue. Cioè i capillari del Signore Gesù, talmente che era sotto pressione per quello che doveva vivere, attraversare, andare incontro, che i capillari del suo capo si rompevano e cadeva, fratelli cari, del sangue per terra. Pensate un po' alla pressione che viveva Gesù. Difatti, tornando alla parola di questa sera, fratelli cari, io penso che il Signore Gesù, quando ha cominciato, ad andare, ha parlato ai suoi discepoli che doveva dipartirsi, gli ha parlato della croce, della sua dipartita, quindi della morte sulla croce, un parlare duro perché per i discepoli era impensabile che un Signore che poteva fare tutto ad un certo punto doveva morire su quella croce, una morte ignominiosa. Però pensate il conflitto che il Signore ha dovuto affrontare, oltre, non voglio parlare della sofferenza fisica perché sarebbe per me, non trovare parole, però pensate il conflitto emotivo che il Signore ha dovuto incontrare, fratelli cari. E io penso tante volte al conflitto emotivo che noi viviamo nella nostra vita. Perché, come dicevo prima, se io riconosco Dio, mio padre, e questo mio padre, fratelli cari, non è un papà, con tutto il rispetto dei papà, ma un papà, questo Dio meraviglioso che è nostro padre, che è onnisciente, onnipotente, onnipresente, quindi può fare tutto. E io quante volte mi rivolgo a Dio, fratelli cari, chiedendo aiuto, soccorso, ma vedo quasi che questo Dio sta in silenzio. Prego, continuo a chiedere, a pregare, però vedo che non arriva nessuna risposta. E nella difficoltà che io sto vivendo adesso, come dicevo prima, possono essere diversificate, io mi ci ritrovo e sto lì
e vedo che pur pregando, pur implorando, pur chiedendo, vedo che Dio sta in silenzio. Allora pensate, l'aspetto non solo fisico, certo, perché la sofferenza ti fa soffrire, ma l'aspetto emotivo. Perché, fratelli cari, il nemico, quando noi viviamo queste difficoltà nella nostra vita, il nemico non è che chissà che viene a fare nella tua vita, comincia a mandarti un dardo. Anzi, io penso che a volte non è nemmeno il nemico, siamo stesso noi che cominciamo ad avere dei dubbi nella nostra mente e cominciamo ad avere delle perplessità, comincia, fratelli cari, un conflitto emotivo nella nostra mente. Succede, fratelli cari, non ci facciamo maestri, succede. Però in questa sera il Signore ci vuole dare una via d'uscita perché riconosce e noi ci riconosciamo fragili, mancanti, deboli, carnali. Come abbiamo visto i discepoli ad un certo punto che al posto effettivamente di un momento così particolare per il loro maestro, abbiamo visto che al posto di aiutarlo in preghiera hanno dormito. Quindi quella carnalità ha preso sempre il sopravvento, fino anche che hanno continuato a dormire, non riuscendo a comprendere, fratelli cari, diciamo, il momento particolare che stava vivendo il Signore. E quindi nella mia mente c'è un conflitto. Cominciano a farsi tante domande, dico: ma perché Dio non opera? Perché Dio non mi ascolta? Perché Dio non interviene in questa mia difficoltà e mi libera? Ma forse papà, quel papà che io pensavo onnisciente, onnipresente, onnipotente, forse non lo è. Forse non lo è. Io pensavo che poteva fare tutto, ma ad un certo punto penso che mio padre non può fare tutto quello che io pensavo. E quindi, fratelli cari, la mia mente, il mio cuore comincia a scivolare nella razionalità, comincia a ragionare. Cominciamo a ragionare e questo mio ragionamento, questi miei pensieri, fratelli cari, mi portano pian piano a far capire, forse a non avere più fiducia in questo papà che può ogni cosa, perché io prego e papà mi rimane così. Ora, noi dobbiamo imparare, fratelli cari, e dobbiamo imparare soprattutto dal nostro amato Gesù. Qual è stato il suo comportamento? Qual è stata la sua reazione? Che cosa vuole insegnarci in questa sera il Signore? Perché noi abbiamo fatto tutto un cappello di entrate, abbiamo detto che noi attraversiamo delle difficoltà. Come le ha attraversato è sicuramente non quello che ha attraversato il nostro amato Gesù, perché quello che ha dovuto fare Lui, sia ringraziato il Signore che non lo ha fatto Lui. Noi non potevamo farlo e non ci riuscivamo sicuramente, ma vedete, anche Giobbe è scivolato in queste tante domande. Chi legge un po' il libro di Giobbe, ad un certo punto, quando Giobbe si vede nella sofferenza e non vede una via d'uscita, dice la parola che lui comincia a fare tante domande. Certo, resiste, non pecca, dice la parola, ma lui comincia a scendere nella razionalità, comincia a farsi tante domande, comincia a maledire il giorno della sua nascita. E sicuramente in quel momento comincia a nutrire dubbi sull'onnipotenza di Dio. Perché questo succede, fratelli cari. Allora io voglio vedere in questa parola di questa sera qual è stata la reazione del mio amato Gesù, che pur andando verso quel cammino di sofferenza che lo doveva portare alla croce, è andato ad appartarsi, fratelli cari, con 3 dei suoi discepoli, il summa, come posso dire, i migliori, permettetemi questa parola, anche se non lo erano, ma erano i 3 che stavano sempre con Gesù, tutti e 3, Pietro, Giovanni e Giacomo. Quindi una vera forza, un aiuto convenevole in un momento difficile. E se li porta, vanno in questo giardino, il Signore si apparta un po' più avanti. E qual è il comportamento, fratelli cari? Il comportamento di Gesù, fratelli cari, è elevare una preghiera, ma non è elevare una preghiera così. È quello che noi dobbiamo imparare, fratelli cari, perché tante volte anche le nostre preghiere, quando noi ci troviamo nelle difficoltà, nelle prove, le nostre preghiere cambiano. La preghiera di Gesù in questa sera, in quello che stiamo leggendo, lui dice: Abba Padre. Comincia a dire, fratelli cari, in un momento di grande difficoltà: caro papà.
Io non so se noi ci troviamo nelle difficoltà, nelle prove, nella sofferenza, noi riusciamo a dire caro papà. Questo esprime tutto l'amore, fratelli cari, di Gesù verso il Padre, sapendo che quell'amore, fratelli cari, non era cambiato in quel momento particolare. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, che anche quando viviamo le prove, le sofferenze, le difficoltà, l'amore nostro verso nostro Padre non deve cambiare, perché l'amore di Dio verso di noi non cambia. Tu pensi che sia un amore che forse è cambiato perché tu stai vivendo la sofferenza, ma l'amore di Dio in quel momento non è cambiato. E tu devi avere la certezza, la consapevolezza che in quel momento Dio ti ama. Noi a volte scivoliamo nella razionalità, nei nostri dubbi, nei nostri pensieri e cominciamo a fare tanti ragionamenti che sono, fratelli cari, aprendo le porte al nemico delle nostre anime. Quando io comincio a ragionare con la mia mente, quindi faccio elevare la mia carne, diventa un problema, fratelli cari. Ma grazie a Dio che Dio ha risolto anche questo problema che noi viviamo, della nostra umanità, che ci facciamo prendere facilmente dai pensieri, dalla razionalità, dai ragionamenti, dai dubbi, dai se, dai ma, dai perché. Quante volte nella nostra vita, ma perché Dio non mi risponde? Perché Dio non opera? Non vede la mia sofferenza, non vede la mia difficoltà. E io pure sto pregando. Qualcuno mi dice, io sto pregando da anni, ma mi sembra che Dio non mi ascolta, che Dio forse si è voltato da un'altra parte. No, fratelli cari, io non dovevo avere dubbi nella mia mente, nel mio cuore. Gesù, quando è andato in questo giardino, pur sapendo che cosa doveva attraversare, lui dice, caro papà. Noi dobbiamo continuare a dire caro papà, esprimendo tutto l'amore verso questo Dio meraviglioso, non vedendo la difficoltà che sto vivendo adesso, ma riconoscendo che Dio è mio padre e rimane sempre mio padre e che mi ama. Allora che cosa succede, fratelli cari? Che il Signore prega. Sapete perché prega Gesù? Gesù è un uomo di preghiera, fratelli cari, e noi forse non lo siamo. E lui era Gesù, ma pregava continuamente. Dice la parola di Dio che ogni qualvolta doveva fare una scelta, anche per i discepoli, lui andava sul monte e pregava. Faceva un miracolo, si ritirava sul monte e pregava di notte, pregava di giorno, pregava sempre, fratelli cari. La sua forza era la preghiera e in questo momento lui sa che la sua forza per poter affrontare quella che sta e deve affrontare è la preghiera. Ma una preghiera, fratelli cari, fiduciosa, fatta con cuore, con amore. Si rivolge a suo padre, non dicendo papà, certo lui dirà, padre, se è possibile allontana da me questo calice, quello che doveva attraversare. E lui dirà, non la mia ma la tua volontà. Ma non è questo, fratelli cari. Lui sapeva che aveva bisogno, fratelli cari, di pregare. Perché? Dice la parola di Dio che quando io prego, io avvicino il cielo a me, accorcio le distanze, fratelli cari. Tante volte noi nelle difficoltà la prima cosa che facciamo a meno è la preghiera. Ma dice la parola di Dio in questa sera, fratelli cari, che il problema dei discepoli era stato proprio questo. Il problema dei discepoli era stato questo. Non avevano avuto la forza, fratelli cari, di pregare e chiedere. Si erano rifugiati nella loro umanità. E la loro umanità, la loro carnalità, lo sapete a che cosa ha portato? A dormire. Pur di non affrontare tante volte, io ascolto tanti pensieri e dice a volte è meglio che ci facciamo una dormita, come se io mi addormento e quindi non penso ai miei problemi e alle mie difficoltà. Non funziona così, fratelli cari, perché quando ti svegli quei problemi ci stanno ancora. Se io sono nella sofferenza, se dormo per un'oretta, dopo mi sveglio, io mi ritrovo nella sofferenza. Quindi il dormire, rifugiarsi nel dormire, nella mia carnalità, non mi aiuta. Non mi aiuta, fratelli cari. E Gesù sapeva che aveva bisogno di pregare. Lui era Dio, fratelli cari. Aveva bisogno di pregare. Io non so in questo tempo, fratelli cari, dov'è e quanto tempo stiamo dedicando alla preghiera per affrontare
le difficoltà che ci vengono contro, o per uscire fuori da una prova che stiamo vivendo, non lo so, io non lo so. Però vi dico questo, fratelli cari, che la prima cosa che si fa è mettere a parte la preghiera, perché non si ha voglia, si è deboli, si ha sonno, si è stanchi, si è depressi, si è ansiosi. Se tu vuoi uscire fuori e se vogliamo uscire da queste prove che ci vengono contro quelle che stiamo vivendo attualmente, io devo piegare il mio cuore e le mie ginocchia ed invocare il Padre delle misericordie, perché solo attraverso il pregare io riconosco la mia carnalità, la mia umanità, ma io riconosco anche, fratelli cari, che io ho bisogno di papà e che papà non mi ha lasciato e non mi ha abbandonato. I discepoli, al contrario, fratelli cari, sapete che cosa hanno fatto? Si sono addormentati. Ma il Signore gli dirà una cosa, è quello che vuole dire a noi in questa sera. Si sono addormentati, fratelli cari. Il Signore li riprende e dice: Pietro, non sei stato capace di vegliare un'ora con me? Un'ora. Lo dirà Pietro, ma là c'erano anche Giovanni e Giacomo. Non è stato capace di pregare per il suo Signore che stava vivendo un momento particolare della sua vita. Perché? Perché di fronte a quello che dovevano anche attraversare loro, perché il Signore gli aveva detto che doveva dipartirsi, loro sicuramente erano venuti meno. Ma il Signore in quella sera, fratelli cari, in questa sera ci vuole dare un consiglio a tutti noi. Perché il consiglio che gli ha dato a loro, gli ha detto: la carne è vero che è debole, ed è debole, fratelli cari. La nostra carne è debole. Se tu pensi di risolvere le tue prove, le tue difficoltà attraverso la tua carne, tu perderai. Ma il Signore ci ha detto una cosa, proprio perché sapeva che la nostra carne era debole, ha detto: ma lo spirito è pronto però. Lo spirito è pronto. La carne è debole, ma lo spirito è pronto. Ma che cosa gli voleva dire, fratelli e sorelle? Noi dobbiamo riconoscere che la nostra carne è debole e che noi non possiamo nulla, fratelli cari. Se noi vogliamo uscire dalla difficoltà, dalla prova, dalla malattia, dalla tempesta, io devo riconoscere che la mia carne è debole e mi porterà, se voglio affrontare tutte queste cose con la mia carnalità, umanità, i miei pensieri o la mia mente, io sono un perdente. Come stavano perdendo i discepoli del Signore, fratelli cari, a tal punto che si sono addormentati. Ma noi in questa sera dobbiamo comprendere, come in quella sera dovevano comprendere i discepoli, che lo Spirito era lì ed era pronto per sovvenire a quell'umanità, per far morire quell'umanità, per dare soccorso a quell'umanità che non ce la faceva stare sveglio. In questa sera il Signore in questo tempo ci dice che lo Spirito è pronto. Sottometti la tua carne, non combattere più con la tua carne, perché tu non vincerai, tu perderai e forse stai perdendo. Ma riconosci la tua carnalità, la tua umanità, la tua debolezza, ma riconosci anche che c'è uno Spirito pronto a sovvenire alla tua difficoltà, pronto a darti nuove forze, pronto ad aiutarti. Dice la parola di Dio che quando il Signore ha pregato più di una volta, si era piegato, è vero, fratelli cari, sicuramente con tanti pensieri, ha fatto una preghiera al Padre di dire: Padre, non la mia ma la tua volontà. Ma poi, fratelli cari, ha avuto il coraggio di alzarsi da terra, perché dice in un altro testo che attraverso quelle preghiere degli angeli sono andati in soccorso. Papà non lo aveva abbandonato. E anche sulla croce, fratelli cari, non pensate che quella preghiera, quando ha detto Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù pensava che il papà l'avesse abbandonato. Quella è una preghiera d'amore. Riconosceva in quel momento che stava portando il peccato dell'umanità, che c'è stato un periodo in cui, certo, la santità con il peccato non andava d'accordo, ma Gesù aveva fiducia che il papà non l'aveva abbandonato. E tu devi avere fiducia che Dio non ti ha abbandonato, anche se sta passando il tempo e tu vedi che la tua preghiera forse non trova riscontro e il nemico dall'altra parte sta facendo il suo lavoro, perché il nemico, fratelli cari, fa sempre il suo lavoro e lo fa bene.
comincia a insinuare nella tua mente che forse Dio non è onnipresente, non è onnipotente, che Dio non ti ascolta. Dice, perché non ti tira fuori da questa tua difficoltà, da questa prova? Perché? Tu stai pregando. O qualche volta sicuramente ti ha detto, ma che vai a fare in chiesa? Tanto tu i tuoi problemi non li risolvi, la tua vita non cambia. La vita cambia, fratelli cari. La vita cambia se io sottometto la mia carne e invoco lo Spirito dell'Eterno sulla mia vita. Quello Spirito che il Signore ci ha dato per darci soccorso, per darci aiuto, proprio perché sapeva che la mia e la tua carne era debole. E non potevamo combattere il buon combattimento della fede se non attraverso la preghiera, attraverso la guida, l'unzione, la potenza, l'aiuto, il soccorso dello Spirito Santo nella mia vita. Questa è la verità. Smetti di combattere con la tua carne. Piega le tue ginocchia come ha fatto Gesù. Lui ci insegna questo. Lui non ha fatto tante parole, giri di parole. È andato a piegarsi, ha chiesto a papà di aiutarlo in quella prova, fratelli cari. E l'aiuto è arrivato. Quello che non è successo ai discepoli. Difatti si sono addormentati, non hanno pregato, non hanno chiesto l'aiuto dello Spirito Santo. Quando è arrivata la prova, poco dopo, tutti sono scappati. Certo, carnalmente parlando. Il coraggio, la forza, di che cosa? Di chi? Ma se avevano pregato e avevano chiesto il soccorso, l'aiuto dello Spirito Santo come il Signore gli aveva detto già prima, guardate che il nemico ha chiesto di vagliarvi, ma io ho pregato, dice il Signore. Quindi, fratelli cari, il nemico non sta a guardare, ma noi dobbiamo imparare in questa sera dal nostro amato Gesù qual è stata la sua reazione di fronte ad una difficoltà così forte, oggettiva, cioè quella di affrontare la croce. Io non so come stai affrontando tu la prova che ti è nella tua casa, nella tua via, nella tua vita, nella tua famiglia, non lo so, sul posto di lui, non lo so. Ma non lo affrontare con la tua mente e non cominciare ad avere dubbi che forse la tua preghiera non è ascoltata dal Signore, perché Dio ascolta, fratelli cari. Dio ascolta. Dio rimane ed è un Dio d'amore. Dio rimane ed è l'onnipotente, cioè colui che non ha limiti nella potenza. Dio è onnipresente, colui che è presente in ogni luogo, non è se è presente qui in questa sera a Mondragone, non è presente a Casandrino o da un'altra parte del mondo. Lui è onnipresente, fratelli cari. E soprattutto è onnisciente, fratelli cari. Dio sa tutto. E a volte conosce quelle parole che noi non confessiamo con la nostra bocca, ma le conosce. Quindi Egli sa, se tu non riesci in questa sera a dire quale sia il tuo bisogno al Signore, Egli conosce, perché Egli è scritto nella sua parola che conosce i pensieri del nostro cuore. E se tu non riesci a formulare tali parole, Egli conosce quello che tu stai vivendo. Ma in questa sera il Signore ti dice una cosa: io riconosco la tua debolezza, lo so, perché siamo deboli. E in noi non c'è nulla di buono, se possiamo mettere la ciliegina sulla torta. Ma Dio ha provveduto anche in questo. Dio ha provveduto. Dio ha provveduto proprio perché sapeva che noi eravamo deboli e mancanti e non potevamo farcela da soli. Ci ha dato il suo Spirito. Quindi lo Spirito, fratelli cari, ancora in questa sera, quella promessa, quelle parole che gli ha dato ai discepoli, le dà ancora a noi in questa sera e ti dice: la carne è vero che è debole, ma lo Spirito è pronto a scendere sulla tua vita per darti soccorso, per farti affrontare quella prova che stai vivendo, ma soprattutto per farti vincere su quella prova che stai vivendo, ma attraverso il suo Spirito, non attraverso la tua forza, perché non ci riesci. Forse quante volte hai cercato in qualche modo, ti sei dibattuto a destra e a sinistra, hai cercato di qua e di là, ma non hai capito che quello che era importante è piegare le ginocchia e chiedere al Signore e chiedere l'aiuto dello Spirito di Dio. Dire: Spirito Santo, dammi soccorso. Fratelli cari, tante volte nelle nostre, come posso dire, nel mondo evangelicale,
non si riesce a capire chi è lo Spirito Santo. Si pensa che è una cosa buttata lì, come qualcuno pensa. Lo Spirito Santo è una persona, proprio come il Signore disse, è proprio come me, disse Gesù. Io me ne andrò, disse il Signore, ma io vi manderò un altro consolatore che sarà con voi per sempre. Egli vi riprende, vi dà nuove forze, vi modella, vi cambia, vi parla, ode, ascolta, parla, dice. Lo Spirito Santo è una persona, fratelli cari, il Signore ce l'ha dato proprio perché sapeva della nostra umanità. Allora in questo tempo chiedi, come il Signore ci ha detto in questa sera, chiedi, Spirito Santo, vieni in mio soccorso, vieni in mio aiuto. Io so e riconosco che in me non posso fare nulla, non posso vincere quello che sto vivendo, non posso andare all'altra riva e quindi passare questa tempesta, ma se tu sei con me, io so che io vincerò. Tu mi darai nuove forze, tu mi darai quella fresca unzione. Gesù quando pregò ricevette una fresca unzione, si piegò forse in modo, come posso dire, triste, ansioso, depresso, forse con tante preoccupazioni, ma dice la parola di Dio che quando si è alzato da quella terra, dalle sue ginocchia, lui si è rialzato rinvigorito, ha preso la cosa di petto e ha detto adesso andiamo, ha detto ai discepoli, l'ora è venuta. Cioè voleva dire andiamo ad affrontare questa prova perché la vinciamo. E i discepoli noi dobbiamo vivere allo stesso modo. Dopo aver pregato dobbiamo avere fiducia nel cuore che lo Spirito Santo è sovvenuto alla mia umanità e che io posso andare contro la prova, posso attraversare la prova e posso andare oltre la prova. Perché ho pregato, ho riconosciuto la mia umanità, le mie mancanze, le mie debolezze, ma lo Spirito Santo è stato pronto a sovvenire. Lo Spirito Santo è stato pronto a darmi aiuto, soccorso. Allora io mi alzerò, noi ci alzeremo e andremo contro quella prova, contro quella difficoltà, sapendo che non siamo soli, sapendo che non è la mia umanità, non sono i miei pensieri, ma lo Spirito che è con me, che mi darà vittoria, che mi darà quella forza, quell'autorità, quella potenza di poter andare avanti e vincere ogni difficoltà, sapendo che papà è sempre onnisciente, è sempre onnipresente, è sempre onnipotente. E lo Spirito Santo mi farà capire perché papà forse non mi sta ascoltando, forse io dico perché non è così, perché egli ascolta. Ma lo Spirito Santo parlerà al tuo cuore, come ha fatto con Gesù, gli ha parlato. E tu non ti preoccupare, io sono con te. E il Signore in questa sera ti dice non ti preoccupare, io sono con te. Perché ho visto la tua debolezza, ho visto la tua umanità, ho visto la tua caducità. Ma io sono qui per sovvenire a tutto questo, per darti nuove forze, per affrontare la battaglia e la prova, per vincerla. Questa è la verità, fratelli cari. Forse in questo tempo, proprio perché stiamo attraversando momenti difficili, la prima cosa che abbiamo messo all'atere della nostra vita è la preghiera. Ci siamo dimenticati che il Signore ha detto lo Spirito è pronto, è qui, è pronto. Alleggiava sulle acque, scritto in Genesi. Erai pronto a mettere ordine in quel mondo disastrato. E lo Spirito Santo è pronto a mettere ordine nella tua vita, ad intervenire e a separare, dice la parola di Dio, ciò che è umano, ciò che è carnale, ciò che è fallace, ma da ciò che è potenza di Dio. Allora in questa sera, fratelli cari, facciamoci forza insieme, prendendo insegnamento come sempre dalla parola di Dio, dal nostro Maestro, che ci insegna che Lui non è stato risparmiato. Il conflitto emotivo che Lui ha vissuto, noi non lo vivremo mai. Perché tutto quello che Lui ha vissuto lo ha fatto per noi. Ed Egli sa, quando tu attraversi momenti difficili e particolari, che cosa significano. Non è estraneo, non è qualcuno che non conosce tali difficoltà emotive della nostra mente, della nostra umanità. Le conosce, fratelli cari. Ma la sua reazione, il suo comportamento vuole insegnarci in questa sera. Vuole insegnarci a dire preghiamo. Perché nella preghiera c'è la vittoria, nella preghiera c'è l'aiuto, c'è il soccorso che Dio manda, come l'ha mandato a Lui, gli angeli.
ma ha mandato noi lo suo Spirito. Allora in questa sera vogliamo alzarci in piedi e prendiamo forza. Prendi forza contro tutto quello che ti viene contro e non lottare più con le tue forze. E non avere più dubbi nella tua mente e nel tuo cuore che Dio forse non ti sta ascoltando. Dio ascolta, ma tu continua a perseverare, continua a pregare. E se non ce la fai, se stai venendo meno, chiedi aiuto, chiedi soccorso allo Spirito dell'Eterno, che è pronto, come dice la parola, che è pronto ad intervenire. Lo Spirito è pronto e ancora in questa sera è pronto a scendere sulla tua vita e a darti nuove forze, coraggio. È pronto. Arrendi il tuo cuore in questa sera. Smetti di lottare, ma chiedi aiuto allo Spirito dell'Eterno. Chiediamo aiuto insieme. Chiediamo in questa sera, fratelli cari, insieme una fresca unzione sulle nostre vite. Una fresca unzione tutti insieme. Che lo Spirito di Dio ancora scenda sulle nostre vite e rinvigorisca le nostre ossa, rinvigorisca, ma anzi che ci faccia traboccare in questa sera per continuare ad combattere il buon combattimento della fede. Allora tutti insieme vogliamo fare un canto. Arrendiamo il nostro cuore, fratelli cari, nelle mani del Signore e lascia che lo Spirito Santo intervenga nella tua vita, che ti dia aiuto, soccorso, forza, potenza. Lascia. Abbandoniamoci nelle sue braccia, abbandoniamoci perché lo Spirito è pronto. Se mi trovassi nella tempesta, Io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, il Signore dei Signori. E allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. E allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, il Signore dei Signori. E allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. E allora di chi io temerò, se in Dio
confiderò. Alleluia, Signore. Sì, Padre, noi confideremo sempre in te. E l'amore nostro verso te non cambia dalle circostanze in cui noi ci possiamo trovare. E in questa sera, fratelli e sorelle, la vera fede si mostra non in ciò che io voglio, ma la vera priorità della nostra fede è ciò che Dio vuole. Noi dobbiamo imparare questo concetto, che la vera fede si mostra in questo, non ciò che io voglio nella mia vita, ma la priorità resta ciò che Dio vuole per me. Questa è la verità, questa è la fede che ci deve portare avanti. Padre, non ciò e non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Perché io so sempre che la tua volontà è migliore della mia. Ma se mi trovo nella prova, nella difficoltà, Signore, aiutami come tu ci hai detto, perché attraverso il tuo Spirito tu ci darai la forza per andare avanti, per superare la prova, sapendo che quella prova porterà frutto per la tua gloria. E noi vogliamo ringraziarti in questa sera, vogliamo fare ancora un canto e vogliamo chiedere, come dicevo prima, di invocare lo Spirito su di noi, che è pronto, dice la parola di Dio, è pronto, fratelli cari, sta a noi. E laddove in questa sera troverà ancora dei vasi, dei cuori aperti, dei vasi vuoti per essere riempiti, il Signore li riempirà. Poniamoci, fratelli cari, con questo cuore davanti a Dio, quello di ricevere, quello che il Signore ancora attraverso il suo Spirito possa riempire il mio e il tuo cuore. Spirito Santo, scendi in questa sera su tutti noi, Signore, per dare nuove forze al tuo popolo, per dare coraggio, autorità, potenza, Signore. Ti prego, Spirito Santo, tu sei pronto a scendere laddove in questa sera troverai dei cuori arresi che ti cercano, che ti invocano, e noi vogliamo essere di quelli. Vogliamo invocarti con tutto il cuore in questa sera. Spirito Santo, visita il tuo popolo. Visitaci, Signore. Noi abbiamo bisogno di una fresca unzione in questo tempo, papà. Forse ci eravamo addormentati, presi da tante cose della nostra vita, ma non vogliamo più dormire, Signore. Vogliamo che il tuo Spirito ci risvegli, Signore, ci faccia diventare delle fiamme di fuoco per il tuo regno, Signore. Allora facciamo questo canto, invochiamo insieme lo Spirito Santo su tutti noi. Alleluia, Signore, grazie papà per come non ci hai lasciati soli, ma hai provveduto anche per questo, riconoscendo che noi siamo deboli e fallaci, ma ci hai dato il tuo Spirito, ci hai dato soccorso. Grazie papà, con tutto il cuore. Grazie papà, tu sei buono, Signore. Gesù Cristo, regni con potere, sei sovrano, vittorioso Re, nella morte ha potuto trattenere Il tuo potere per vincere. Gesù Cristo, regni con potere.
Cristo, regni con potere, sei sovrano, vittorioso Re, nella morte ha potuto trattenere il tuo potere per vincere. Dio dell'impossibile, ti adoriamo, sei l'invincibile e sovrano, tua è tutta la gloria, tuo è tutto l'onore. Dio dell'impossibile, ti adoriamo, sei l'invincibile e sovrano, tua è tutta la gloria. gloria a Gesù. Tuo è tutto l'onore, Gloria. tua è tutta la gloria, tuo è tutto l'onore. Dio dell'impossibile, Ti adoriamo, sei l'invincibile e sovrano, dillo. tua è tutta la gloria, L'onore, tuo è tutto l'onore, tua è tutta la gloria, tuo è tutto l'onore. Sì, Padre, tu sei l'Iddio dell'impossibile, Signore. Sei l'Onnipotente, il creatore di ogni cosa. E noi non abbiamo mai avuto i dubbi, Signore. Tu puoi tutto, Signore, puoi fare tutto. Ma soprattutto, Signore, la tua perfetta volontà sia fatta sempre, perché quella è sempre migliore della nostra. Aiutaci. E noi questa sera ancora vogliamo pregarti, proprio perché sappiamo che tu puoi tutto, Signore. Anche da casa, Signore, ci chiedono di pregare per tutti i bisogni che vi sono in queste famiglie. E quindi vogliamo pregare per Ciro, per conversione, Raffaella per guarigione alla schiena, Vincenzo per conversione anche lui, Raffaele per scarcerazione, Emanuele per guarigione, Ivan per guarigione da tumore. Signore, secca questo tumore nel nome di Gesù. E ancora si chiede preghiera per il piccolo Michele per disprassia. Signore, libera questo fanciullo nel nome di Gesù. Sia spezzata, Signore, questo male nel nome di Gesù, così per tutti gli altri, Signore. E ancora vogliamo pregare per la nostra sorella Iana, chiede preghiera, viene avanti, mentre noi facciamo ancora un canto. Chi vuole ancora che si possa pregare, venite avanti, la sorella chiedeva preghiera e quindi vogliamo pregare per lei. Facciamo un canto mentre preghiamo per queste nostre sorelle. la sola cosa che è più prezioso. E il vaso d'alabastro lo rompo ai piedi tuoi, tu vali molto più
Alleluia, alleluia, Signore, grazie papà. Io penso che ognuno di noi possa alzare la mano e dire: Signore, grazie per quello che ci hai donato in questa sera. Grazie per come il tuo Spirito è ancora intervenuto nelle nostre vite. Cosa dirti, papà? Grazie di vero cuore, perché tu non ci hai mai lasciati e mai abbandonati, Signore. Ci hai dato sempre soccorso, sempre, papà. E noi ti ringraziamo in questa sera veramente di questa opportunità, di questo privilegio che noi abbiamo, Signore, di essere figli tuoi e soprattutto sapere che il nostro Padre può tutto, sempre, in ogni momento. Grazie, Padre. Ora ti chiediamo, Signore, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore. E se il domani ancora tu ce lo doni, aiutaci ad essere uomini e donne di preghiera, Signore. Ti prego, Signore. Insegnaci, Signore, insegnaci le tue vie, la tua volontà, che è perfetta la tua volontà, Signore, non la nostra, ma la tua sempre, Signore. Noi vogliamo ringraziarti anche per quanti, Signore, si sono collegati con noi da casa, Signore. Benedicili, Signore, raggiungili ancora, Signore, con la tua mano potente per ogni difficoltà, Signore. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, e lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica, pace a tutti.